Sì, cosa ha avuto Ermelinda? Se domandavimo se potesse spiegarmi un fia storia di sto casteo. Vabbè. Tutti sapevamo che il castello si sta fondando sulle rive della laguna padovana ancora prima di Venezia, dai quattro maghi coghi Copius e Michelin del tempo. Che era Toni Tordonero, Pineta Peocci d'Oro, Felicina Folpo Rosso e Spurio Spussa Verde. Tre di sti qua andava d'accordo. Uno gli era una pigna in cueo. Vuto vedere quel che gli era. Spurio Spussa Verde non gli era aperto verso la cucina etnica delle altre regioni. Gli era aperto per altri discorsi, ma non è questo il punto. Non aveva più sentire per i corridoi del castello spuzza di arancine, induia e caciocavallo. Se aveva da mangiare solo robe nostrane, senza eccezione. È un bel dise spario con 49 milioni di marenghi del castello e non si è più visto. La leggenda narra che abbia aperto una pinoeria in centro a Bassan del Grappa, ma non asenda ben. Ostia? E che mo è fuori tutto sopra la spusa d'enduia? Bah, pa conto mio, gli era proprio i teroni che non che piaceva, da quella volta che Donna Poetanica ha fatto la truffa del specetto della macchina.